Quando si tira troppo la corda, succede questo, perché lo sappiamo che se tu stai dietro a un giocatore un mese, 2 mesi, come nel caso è stato per Ndoi, a parte a quella cifra non l'avrei mai preso, già sapete io come la penso su Ndoi, no? Però la trattativa Young Sanchez-Napoli va avanti da mesi oramai, lo possiamo dire da dopo la fine del campionato, che il Napoli già si parlava di Young Sanchez come nuovo vice di Lorenzo. Fra poco si chiude, abbiamo trovato l'accordo, si sta per chiudere perché il giocatore aspetta solo il Napoli. Bene, passa un mese, il giocatore ieri, la Gazzetta dello Sport dice Napoli accelera per la svolta per Young Sanchez, ora è più vicino, offerti 17 milioni di euro. E invece oggi cosa succede? Venerdì 1 agosto, dove il Napoli oggi compie 99 anni, auguri amore mio, succede questo, che il Wolverhampton tenta l'inserimento per Young Sanchez, e te lo può anche soffiare Young Sanchez, perché sì, Wagyu, perché qui il Napoli dorme ma quelle altre no. Detto questo, sarebbe l'ennesimo scippo fatto ai danni del Napoli, dopo Gabri Veiga, dopo Ndoi e dopo diversi giocatori che il Napoli tratta, e non è la prima volta, ahimè, lo possiamo dire tranquillamente. Ma innanzitutto, giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Io non so che dirvi sinceramente, perché quello che ci dice, proprio che ci dice, intanto la luce era carica sopra, se si è spenta tutta una botta, va bene, non fa niente. Quello che ci dice proprio Sport Mediaset è clamoroso, perché se ieri la Gazzetta diceva il Napoli è vicino alla chiusura proprio per Young Sanchez, ci siamo di qua e di là, bene, oggi ci dice scippo al Napoli, un club di Premier League offre 17 milioni per Young Sanchez, quelli che il Napoli potrebbe aver versato, no, nelle casse del Siviglia, ovvero 17 più 2 di bonus. Si era parlato di arrivare a questi fantomatici 20 milioni che il Napoli doveva dare per Young Sanchez, e c'eravamo, perché fra i bonus e non arrivavi a quei 20 milioni. C'era però la cosa della futura rivendita del giocatore, dove il Siviglia voleva il 10% sull'eventuale rivendita. Il Napoli non ha mai accettata questa opzione della futura rivendita. Ebbene, Orazio a comando, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, via Twitter X annuncia l'inserimento del Wolverhampton. Il Wolverhampton è forte su Young Sanchez del Siviglia, obiettivo di mercato del Napoli. Contatto diretto tra i club con gli inglesi, che presentano un'offerta di 17 milioni per il laterale spagnolo. Il Napoli ha un'intesa di massima però con il Siviglia e con il giocatore, ma non ha ancora chiuso l'operazione. Situazione da monitorare. Cioè, a me, credetemi, io queste cose a me mi fanno proprio girare, mi fanno salire proprio il sangue al cervello, lo giuro. Perché io vi dico questo? Perché tu stai da un mese, no? Tu stai da un mese dietro a questo cazzo di giocatore, scusatemi la parolaccia, perché quando ci vuole abbiate un attimo di pazienza. Noi stiamo a un mese, caro man, stai da un mese dietro a questo, un mese che stiamo dietro a lui. Questi arriva belli freschi, come cacchio, Wolverhampton, come è successo, già vi ho detto come è successo per Ndoi, che è andato al Nottingham Forest, ma a parte per quei prezzi a 50 milioni io preso, ribadisco, non l'avrei mai preso, perché quello è stato un ricatto da parte del Bologna nei confronti del Napoli, dopo che gli ha preso Beckham quasi a 35 milioni, anzi a 35 milioni, proprio cifra astronomica. Ma a parte questo sarà titolare nella prima di campionato, perché Buongiorno non è ancora risanato, Buongiorno è ancora infortunato, quindi rendiamoci conto cosa sta aleggiando in quel di Castel di Sangro in questi giorni, perché Buongiorno non è recuperato. Dobbiamo vedere se recupererà, ma non recupererà mai per Sassuolo Napoli, ovvero la prima in campionato del Napoli, campione d'Italia, su un campo difficilissimo, già lo sappiamo. Devi prenderti il terzino, a sinistra tieni Guido Gutierrez, a chiuso, a Calla. Ad oggi, più tardi vi porterò aggiornamenti, non vi preoccupate, anzi ve li porterò stesso ora gli aggiornamenti su Gutierrez, perché sembrerebbe che ci siamo. Qualcuno ieri mi ha detto ma cosa lo dici a fare? Non l'ha detto Fabrizio Romano, io l'ha detto Matteo Moretti, che fatico con Fabrizio Romano, stanno culo e camice con Fabrizio Romano, quindi è uguale, va bene? Perché vi dico questo? Perché il Napoli attualmente non è completo. Quando io vi ho detto occhio a Zanoli, perché se Zanoli non esce significa che il Napoli non andrà sul terzino destro, e così sta succedendo, perché se ti Wolverhampton, squadra che lotta per la salvezza in Premier League, ricordiamo anche questo, con Wolverhampton non è quello degli anni passati, la Rocesteva Adama Traoré che faceva il Bucender, me lo ricordate, Adama Traoré, Baby Oil, lo spargeva di olio, ve lo ricordate? Va bene.
Ecco, quello che io mi dà proprio fastidio è questa cosa qui, che tu, porca puttana, c'hai la possibilità di chiudere il giocatore e non lo vai a chiudere, aspetti, cazzo aspetti, cosa aspetti? Cosa? Che ti si deve fare male un giocatore, come è successo l'altro ieri con Olivera infortunato, boom, subito su Gutierrez del Girona perché ti manca il terzino. È quello che io non riesco a concepire. Fra poco inizia il campionato, non siamo completi. Chi vi dice che il Napoli è completo ad oggi di calcio ne capisce poco, abbiate pazienza, ma continuo a ribadire questa cosa, il Napoli ad oggi non è completo, per nulla, per nulla. Poi vi ho detto proprio la situazione di Gutierrez, va bene, ve lo vado a dire. Matteo Moretto tramite il canale YouTube ci dice: Napoli e Girona sono alle fasi finalissime della trattativa Gutierrez, stiamo ai dettagli, anche lato calciatore siamo vicini, mi aspetto che entro domenica l'affare si chiude, ovvero domenica deadline, ci fissiamo la deadline, mettiamo massimo lunedì. Gutierrez sarà il nuovo giocatore del Napoli, mettiamo la firma, va bene, domenica si dovrebbe risolvere tutto, io vado un giorno in più. Vado a lunedì per sicurezza, perché tanto sappiamo Napoli con me, quindi andiamo un giorno in più. Andiamo di lunedì per sicurezza, va bene? La trattativa si dovrebbe chiudere su una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Lo spagnolo firmerà un contratto fino al 2030. C'è la possibilità dell'opzione fino al 2031. La trattativa per l'Iberico è partita addirittura dello scorso dicembre. Quindi prima del mercato di gennaio. Rendiamoci conto, cioè da quanto tempo stiamo dietro. E questo era uscito, questo nome qui era uscito all'inizio calciomercato. Quando io oggi c'è la possibilità Gutierrez per il Napoli. Tu quando? Nessuno se l'era cagato. L'unico a riportare questa notizia fu io e dissi Gutierrez Napoli si può chiudere, si può fare perché c'è già. Questa è una cosa, è un'esclusiva che ci dice ora Matteo Moretto, dice sì, ma lo sta trattando da dicembre, cioè cose allucinanti, cose veramente allucinanti. West Ham e Leverkusen pure avevano quasi trovato un accordo con il giocatore, ma mai si erano avvicinati alle richieste del Girona. Inoltre la priorità di Gutierrez è sempre stata e solamente il Napoli. Allora, qui posso dire, posso spezzare a favore una volta, fatemi questa soddisfazione, perché oramai negli ultimi anni tutto quanto stanno preferendo veramente, quando si dice stanno preferendo in questo momento il Napoli invece di un'altra squadra, ecco, questo è un motivo di orgoglio per noi tifosi napoletani, perché tu dici, se questo vuole veramente venire a Napoli è perché ci vede qualcosa in questa squadra, vabbè. E questo è motivo di orgoglio per il Napoli, perché tanti anni fa nessuno avrebbe mai pensato di poter preferire il Napoli a una squadra di Milano o di Torino o roba simile della capitale, perché il Napoli, lo dice la storia, il Napoli non è che ha vinto i milioni di scudetti. Ora stiamo vivendo quello che secondo me sarà l'era più prolifica, no? Con Antonio Conte in panchina, sperando che si possa fare quel cammino come ha fatto la Juventus, 9 scudetti di fila sarebbe una cosa, cioè ribalto i tavoli senza mani, sinceramente. Capite con che cosa li vado a ribaltare i tavoli. Quindi ecco, se già stanno preferendo il Napoli, no? La preferenza, chi è da dicembre che vuole venire a Napoli, e cazzo chiudilo prima allora, non aspettare agosto. Che devi aspettare? I bilanci del mese scorso per vedere quanto hai guadagnato e quando no? Oppure stai aspettando i soldi di Osimhen? Cioè non riesco a poi ne parliamo che la lota, perché poi ne parliamo di quella lota, non vi preoccupate. Poi il Napoli ha ricevuto un'offerta dall'Ipswich Town per Cajuste, prestito a 2 milioni di euro con diritto a 7, che diventa obbligo in caso di promozione in Premier League. E anche il Neom è sul giocatore, vedremo cosa accadrà. Questo ce lo dice Matteo Moretto, che sta a culo e camicia con Fabrizio Romano. Allora, se il Wolverhampton veramente si sta inserendo per Young Sanchez, tu devi chiuderlo subito questo cazzo di giocatore. Pardon? Dobbiamo chiuderlo subito questo Young Sanchez. Non aspettiamo che questo poi arriva là, quell'altra offerta di qua, di là. No, doveva già essere a Napoli, a Castel di Sangro. Non ti dico a Di Maro, ma a Castel di Sangro tu già ce lo dovevi avere questo giocatore. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre comunque forza Napoli. Dopo ci vediamo con un video d'accesso per quella lota, perché chi è una lota è om. Ciao.